Buonasera, comincia una nuova settimana dell'analisi e oggi abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi di Olbia il fondatore di Azione Popolare, ex presidente della Commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, che è anche un collega giornalista. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, avete presentato questa mattina a Olbia l'accordo con il PDL che riguarda le prossime regionali in Sardegna del 2014 e parlando del suo movimento Azione Popolare lei ha detto che nasce anche per dare una nuova impostazione politica, no? E uscire dalla logica, così ha detto, del pensiero unico. Però se c'è un partito a cui viene addebitato insomma, di sottostare al pensiero unico, questo è proprio il PDL, non trova? Ma guardi, quando parlo di pensiero unico mi riferisco un po' allo schieramento dei partiti tradizionali, d'altronde basta considerare quello che è successo nella passata legislatura, soprattutto con il governo Monti, dove il pensiero unico incarnato in Monti è stato sostenuto a destra come a sinistra. Parlo del pensiero unico perché ho l'impressione che rispetto a questa crisi, che è una crisi che presenta delle connotazioni particolari ed è una crisi che non può essere paragonata neanche a quella del 29 in Italia, io credo che occorre un nuovo paradigma, una nuova analisi e occorrono anche idee nuove che contrastano un po' con il pensiero unico. Generalmente in economia ci si divide tra i keynesiani e gli iperliberisti, ma forse occorre trovare una terza via. E per uscire dal pensiero unico bisogna, secondo lei, anche cambiare quella che è la classe dirigente di questo Paese, la classe politica dirigente? Io credo che la politica abbia bisogno di ritrovare senso e qualità. Ridare senso alla politica significa riorganizzare il sistema politico italiano, rifondare la concezione del partito, non perché il partito non debba esistere, non debba esserci. Il partito di stampo novecentesco o ottocentesco è superato. Occorre oggi trovare una nuova configurazione anche organizzativa dei partiti, ci vuole maggiore democrazia interna, ci vuole un senso di partecipazione, gli strumenti della comunicazione, le tecnologie avanzate oggi consentono anche un'interlocuzione diretta con il cittadino. Con questo non voglio dire che il web diventa il nuovo popolo di riferimento, ma è uno strumento che se utilizzato correttamente aiuta la politica a crescere e ci vuole anche un percorso di selezione delle classi dirigenti. Vede, una volta nella vecchia Repubblica, nella Prima Repubblica, si diceva che esistevano, come effettivamente era, due scuole politiche, c'erano le frattocchie e c'erano le parrocchie. Poi tutto questo è scomparso, abbiamo creduto, illudendoci, che tutte le domande della politica si potessero esaurire nella leadership fortemente personalizzata. Io sono convinto che le leadership occorrono, come è giusto che sia, ma la eccessiva personalizzazione finisce con l'uccidere la politica, col rarefare anche i luoghi della partecipazione, del dibattito, del confronto. E la politica è innanzitutto capacità di progetto, di idee, elaborazione, confronto, anche aspro se necessario, per trovare una nuova sintesi. Quindi lei è a favore del leaderismo ma non spinto, diciamo. Assolutamente no, io credo che i leader occorrano, ma occorrono anche dei partiti rinnovati nella loro struttura interna, nella loro organizzazione, nella loro capacità di selezionare classi dirigenti. A quali settori del centrodestra vi rivolgete? Dove pensate di poter trovare consenso? Ma guardi, io credo che oggi ci sia nell'opinione pubblica largamente di destra o intesa di destra, ci siano così situazioni di grande difficoltà, di disagio, di spaesamento. Vede, il PDL, lei ha fatto riferimento prima al PDL, che pure in queste elezioni ha contenuto le perdite, però ha perso 6 milioni di voti, il che significa che c'è una crisi molto profonda. Il che significa che occorre anche ridefinire il centrodestra. Oggi il centrodestra, e in particolare il PDL, è Silvio Berlusconi. Ha vinto lui, ma non ha vinto certamente il PDL, il che significa che occorre dare una spinta di rinnovamento. Noi ci proponiamo come quelli che, partendo da una base culturale e da un'analisi aggiornata del quadro sociale e economico del Paese, possano anche spingere perché questo rinnovamento ci sia. Un'altra cosa che lei ha detto questa mattina, piuttosto interessante, è quello che riguarda la riorganizzazione degli assetti istituzionali. Ha citato
in questo caso l'esempio inglese, dove il potere in sostanza si sta decentrando verso le periferie. La domanda è: questa è una strada che secondo lei l'Italia può in qualche modo perseguire? Io credo di sì, credo che la vera capacità di affrontare quella che sarà l'economia competitiva del domani, il nuovo globalismo, sta proprio nel recupero della valenza territoriale, nel recupero della qualità dei territori. È lì che evidentemente il sistema italiano può tornare ad essere competitivo. E allora occorre anche immaginare un'architettura istituzionale diversa che in qualche modo dia forza, valenza e capacità di incidere e anche poteri ai livelli periferici, ai livelli territoriali. Mi riferisco ovviamente ai sistemi comunali, ai sistemi territoriali, alle aggregazioni che ci possono essere sul territorio, ma mi riferisco soprattutto all'elemento comunitario. In Inghilterra l'esperimento dei Tories, la cosiddetta Big Society del nuovo conservatorismo anglosassone, ha sperimentato questi percorsi. Spesso con un'analisi superficiale paragoniamo la politica di Cameron alla politica della Thatcher. Non è così, è molto diversa. Quello era un conservatorismo chiuso, molto iperliberista. La posizione di Cameron è molto spinta sul piano sociale e sono state varate delle norme, dei provvedimenti che vanno proprio in questo senso, cioè danno valenza e forza ai sistemi territoriali. Hanno messo in discussione persino il sistema creditizio, rivalutando le banche popolari, le banche locali. Noi in Italia abbiamo delle grandi, straordinarie tradizioni in questo senso. Anche qui in Sardegna ci sono delle banche popolari di valenza territoriali molto forti che si sono affermate e che possono essere, come dire, il lievito per una economia che recuperi quel dato reale, quel dato dell'economia produttiva, che dia soprattutto laddove c'è una capacità anche di investire su un progetto che poi possa dare sviluppo. Banche magari c'erano prima che se le comprassero quelli dell'Emilia Romagna, se parliamo del Banco di Sardegna, ma anche qua abbiamo i nostri problemi. A proposito, perché lei pensa che questo laboratorio politico che state creando con il PDL per ripensare il modello di sviluppo, partendo dalla Sardegna, abbia, come dire, un momento importante? Cosa ha la Sardegna secondo lei di speciale per poter essere appunto il luogo da cui parte questa vostra? Ma perché io credo che oggi il sistema competitivo italiano debba essere completamente ridiscusso. Vede, nella passata legislatura ho cercato più volte di spronare un po' all'interno del Parlamento, della Camera, le forze politiche a dibattere, a approfittare di questa occasione di un governo tecnico di natura emergenziale per cercare invece di affondare l'analisi su quelle che era il sistema competitivo nel quale si deve configurare il nostro Paese una volta uscito dalla crisi. Noi dobbiamo capire quali sono gli asset strategici sui quali possiamo investire, perché le risorse non sono infinite, sono poche, e dobbiamo orientarle in maniera corretta per fare da traino rispetto agli altri settori. E io ne vedo sostanzialmente due: la ricerca scientifica, sulla quale noi siamo all'avanguardia. Se lei pensa che oggi nell'ambito di quella che è la sperimentazione, non solo la sperimentazione, ma anche la ricerca nel campo aerospaziale, nel campo spaziale in particolare, noi siamo tra i protagonisti delle grandi imprese degli ultimi tempi. Abbiamo sperimentato un veicolo come il Vega, che oggi consente di portare satelliti nell'atmosfera, che consentono di fare ricerche anche nel campo medico. I cervelli ce li abbiamo. I cervelli ce li abbiamo, e quindi è lì che dobbiamo in qualche modo investire. E poi c'è, come dire, la scelta strategica su quello che è il sistema logistico integrato del nostro Paese, che si configura esattamente con la nostra collocazione, la nostra conformazione geoeconomica, vorrei dire. La Sardegna ha un ruolo centrale nel Mediterraneo, e poi il turismo. È arrivato il momento davvero di mettere in piedi una vera e propria industria del turismo. Ecco perché io credo la Sardegna può costituire un vero e proprio laboratorio anche di idee, anche di sperimentazione, perché in questa maniera si può uscire dalla crisi. Che cosa succederà sul piano politico secondo lei se il Movimento 5 Stelle, come ha promesso, metterà sul tavolo la questione dell'ineleggibilità di Silvio Berlusconi?
Ah beh, questo non lo so francamente, mi sembra un po' tardiva rispetto alle situazioni che si sono nel tempo determinate, però a noi piacerebbe parlare di altro francamente, perché riteniamo che il problema anche del rapporto tra politica e giustizia vada affrontato in maniera molto diversa. Credo che questo sia uno degli argomenti sui quali anche il PDL ha commesso degli errori clamorosi. Una riforma della giustizia nel nostro paese è necessario. C'è stato un libro scritto da Violante un paio di anni fa, intitolato Magistrati, e in questo richiamava una frase di Bacone sui giudici che si sentono a volte leoni e cercano di invadere il regno altrui, ma i giudici debbono svolgere la loro funzione, che è una funzione di terzietà. Io mi auguro che ci sia la capacità, anche se francamente da quello che leggo e convedo ho qualche elemento di pessimismo, per mettere mano ad una riforma della giustizia seria, questo a prescindere da Berlusconi. Ma secondo lei l'antiberlusconismo è il male della sinistra italiana oppure Berlusconi è effettivamente un'anomalia della politica italiana? Ma guardi, se lei intende l'anomalia della politica italiana nel fatto che Berlusconi ha rotto quello che era un sistema consolidato della Prima Repubblica, con un sistema dei partiti che poi ha portato alla partitocrazia e quindi anche alla degenerazione partitocratica, sicuramente sì, è stata un'anomalia, però dobbiamo dire che anche la leadership fortemente personalizzata costituisce un'anomalia nel sistema politico italiano, ma questa è stata anche in qualche modo omologata anche a sinistra, il che significa che quel pensiero unico di cui parlavamo prima forse qualche danno lo ha procurato. E in effetti il PD qualche problema ce l'ha. Le volevo chiedere anche questo a proposito del PD. Ho già presentato una proposta di legge per fare in modo che alle elezioni possano accedere soltanto i partiti, come dire, quelli etichettati con personalità giuridica, eccetera, eccetera. No ai movimenti, in sostanza. Il suo però è un movimento, che ne pensa? Io penso che uno degli elementi... Che poi è rivolta a 5 Stelle, io penso. Sì, no? sì, sì, ma mi sembra che questo sia il modo sbagliato per affrontare un problema. Io credo che invece occorra davvero andare al riconoscimento giuridico dei partiti e anche dei movimenti politici. È evidente che è l'elettore che sceglie dove indirizzare il suo consenso. Se c'è un movimento che riesce ad ottenere e a calamitare consenso, non vedo perché debba essere limitata la sua capacità espansiva o di crescita o comunque di rappresentanza. Io penso che invece il riconoscimento giuridico dei partiti è uno di quegli elementi che sta nella Costituzione ma non l'abbiamo mai applicato e invece sarebbe ora di farlo, come andrebbe anche rivista tutta la materia che riguarda il mondo sindacale. Noi oggi ci troviamo in un sistema politico dove la rappresentanza viene affidata ai partiti politici, ma non abbiamo ancora riconosciuto giuridicamente il valore del partito. Sono delle associazioni di fatto, con tutte le conseguenze che ci sono. C'è stata recentemente una inchiesta di Report su come vengono utilizzate le fondazioni nel nostro Paese, una sorta di surrogato per ottenere finanziamenti, il che mi sembra ponga ancora una volta in maniera molto chiara la necessità di rivedere anche il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti e delle fondazioni. 30 secondi per chiederle questo. Ci stiamo cimentando nelle larghe intese con tutti i problemi che conosciamo e i tormenti che conosciamo. Secondo lei quanto potrà incidere questo governo Letta sulla voglia di crescita e di sviluppo che c'è in questo Paese? Guardi, io non sono un appassionato delle larghe intese, mi rendo conto che una situazione come quella che è venuta fuori dalle ultime elezioni non c'era altra strada se non quella di mettere insieme qualcosa che numericamente potesse tenere. Mi auguro che almeno ci sia la possibilità di fare alcune riforme essenziali. La riforma sicuramente elettorale che serve e ne abbiamo già parlato, la riforma del mercato del lavoro. Io mi sono battuto moltissimo quando ero Presidente della Commissione Lavoro perché la riforma Fornero non prendesse la piega che ha preso, soprattutto perché andava a restringere l'area della flessibilità, creando non pochi problemi
soprattutto per i giovani, e credo che occorra anche mettere mano ad alcune riforme di natura economica, cercando di aiutare le imprese non con le solite provvidenze a cui siamo ormai abituati da tanto tempo, ma soprattutto cercando di aiutarle nella innovazione e nella formazione. Quelli sono gli assi vincenti che consentono alle imprese di decollare, di poter essere nuovamente competitive. In questa crisi ci sono stati imprenditori che hanno avuto la capacità, rischiando, di innovare proprio nel management, nella formazione, e le loro attività sono attività che oggi non solo vanno molto bene, ma sono riuscite ad entrare nel campo della competizione con grande positività. Bene, grazie Silvano Moffa per aver partecipato all'analisi. Grazie a voi per averci seguiti. Appuntamento a domani alla stessa ora. Buonasera.